Anche di Venezia e già supervisore clinico del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. Grazie Giuliana. Grazie Marisa e saluto a tutte e a tutti e anche alle relatrici che mi hanno preceduta, perché hanno già gettato dei punti di riflessione e delle considerazioni che penso che renderanno il mio testo un po' più, spero, più comprensibile. Quindi il Centro di Ananke di Venezia, di cui sono responsabile, è una istituzione a orientamento psicoanalitico che si occupa da molti anni di disturbi alimentari. Tuttavia, proprio trattando questo disturbo, abbiamo incontrato moltissime donne che sono state abusate o che vivono in un contesto di violenza, per cui è accaduto che queste donne potessero inviare degli uomini, per cui abbiamo pensato di aprire anche un servizio per l'ascolto del maschile e l'abbiamo chiamato la stanza di Ananke Atropo, per creare appunto, attraverso il lavoro con gli uomini, delle relazioni libere da violenza. Dare un nome a quanto è accaduto è compito degli incontri preliminari, per poi iniziare il lavoro. Abbiamo sentito anche dalla dottoressa Civittaro che la missione, o anche dalla dottoressa Moretti, che la missione della violenza sia da parte dell'uomo che dalla parte della donna è già un punto preliminare a qualsiasi lavoro, perché, come diceva Finizia, nel contesto della violenza, no? Chi è colpevole è la donna, è colpa mia, a cui corrisponde un insensato specchio all'inverso di è tutta colpa sua. No? È tutta colpa sua. Ci potrebbe essere un modo di approfondire questo, no? E ci sarebbe un discorso abbastanza variegato e anche complesso da fare, però effettivamente magari se nel dibattito qualcuno vuole approfondire questo argomento siamo a disposizione, perché effettivamente è uno scherzo atroce dell'inconscio che fa che la vittima sia il carnefice e il carnefice la vittima. Scompiglia le carte. È su questa convinzione profonda che si cronicizza la dipendenza della coppia, perché di una dipendenza si tratta, visti anche i tempi in cui e le modalità in cui questa dipendenza è così difficile da sciogliere. Infatti arrivano le forze dell'ordine, anche quando facevo il supervisore clinica del centro antiviolenza, a chiedermi: ma dottoressa, la portiamo tutte le settimane al pronto soccorso, la settimana successiva ci richiama di nuovo, perché non la lascia? Un altro bel enigma, perché questa inversione della colpa e perché non si lascia, non perché lei non lo lascia. Come è stato quello che agisce nella coppia, e il mio punto di osservazione sarà questo nel mio discorso, cioè l'altro sociale e culturale che si rispecchia nel comportamento soprattutto dell'uomo. Vale a dire che tutti quelli che sono le considerazioni, le leggi, la posizione della donna nei secoli, perché se pensiamo al Concilio di Trento, no? Siamo alcuni anni fa, in cui si chiedevano se la donna era un animale o se aveva un'anima. Ecco, quindi tutti questi pregiudizi o giudizi, diciamo, sociali del nostro altro, perché i nostri sintomi non sono che lo specchio dell'altro in cui si vive, se il soggetto, che è rivoluzionario, come dire, non soggettivizza quello che gli viene dall'altro sociale. Quindi quello che vi dirò, spero brevemente, chiedo a Marisa di fermarmi perché ho dei fogli ma quasi sempre non li seguo, per cui effettivamente potrei
Quindi quello che io voglio dire qui è come in questo momento si assommino tutti i giudizi, la situazione della condizione della donna nei secoli, no? E insieme quello che sono le caratteristiche dell'altro di quest'epoca. E vediamo. Quindi salterò questa parte qui che è già stata finizia la giornominata ius corrigendi, no? Il diritto di famiglia sono nel 75, il diritto d'onore, tutta una serie di... Nel 96 la violenza sessuale diviene reato contro la persona, non un reato contro la morale, tutta questa serie di leggi, no? Molto penalizzanti nei confronti delle donne, che si è cercato di rettificare, sostituire proprio con la lotta delle donne in tutti questi anni. E per dare una possibilità, oltre che di essere un soggetto nella legge, un soggetto giuridico alla donna, anche il diritto alla vita in molti casi, no? Proprio il diritto di vivere. Se poi questo lo spostiamo a livello internazionale, si vede come la donna veniva punita con la vita, no? In certe situazioni. Ad un certo punto della mia esperienza, come dicevo, mi sono resa conto che sul versante del maschile c'è una mascolinità che occorre vedere, non per giustificare e condividere, ma da prendere in carico per prevenire, per aiutare all'uscita dal tunnel delle donne, evitando possibilmente loro il rischio mortale e nei casi meno gravi per instaurare dei rapporti liberi da violenza. Ecco che sono nati i CAM, no? Che sono nati i centri per gli uomini maltrattanti. In una descrizione necessariamente generalizzata, gli uomini maltrattanti e violenti sono degli individui egosintonici, con una fragile della costruzione dell'io narcisistico. C'è già nel discorso, no? Che sono stati già fatti, che la poca possibilità che ha l'uomo, o volontà, possibilità, eccetera, perché deve incarnare un uomo virile, tutto d'un pezzo, eccetera, di accedere al mondo delle emozioni. Quindi un ego sintonico. Qualsiasi distonia è un attacco alla propria persona, ed è un attacco talmente forte che attacca perfino la struttura dell'io, che rischia di andare in frantumi. Quindi effettivamente lo vediamo poi nei casi di separazione, come, no, l'io di questo personaggio va ai frantumi perché non ha mai considerato la via delle emozioni, la via dei sentimenti e così via. Deve mantenersi tutto d'un pezzo. L'identità narcisistica si oppone alla dialettica con l'altro, non sopporta la differenza, e quando la incontra avviene il ricorso alla violenza per prevenire la rottura dello schema corporeo che rischia di andare in frantumi. Occorre considerare che nel momento in cui incontrano l'asimmetria dell'altra, questa diventa insopportabile. Si apre una frattura inassumibile simbolicamente, per cui è l'io corpo a perdere consistenza. Quindi la violenza si attua per sedare l'alterità e controllare i movimenti soggettivi dell'altro. Non si tratta soltanto di movimenti legati alla gelosia per altri uomini, come sapete bene, ma una telefonata alla madre o all'amica, un vestito nuovo per il lavoro, qualsiasi movimento non in sintonia con questo individuo diventa un allarme. Nel momento in cui l'autore di violenza pensa di aver perso la presa, avviene lo scoppio violento. Abbiamo già parlato qui di controllo. Le donne devono essere controllate, e qui per inciso dico che ha ragione devono essere controllate, perché la donna è l'inconoscibile, il continente nero, l'altro anche per se stessa, e anche questo meriterebbe un grande approfondimento.
Proprio a causa della loro fragilità narcisistica, questi individui costruiscono la loro identità sul modello del mandato patriarcale, della mascolinità, diventandone essi stessi vittime di questo mandato a cui devono aderire. Cioè, anche loro devono aderire a questo modello. Ah già, così, già il tempo. Io credo che la violenza di coppia, la sua ultima espressione, il femminicidio, può essere il paradigma della nostra epoca. Vi troviamo sia la posizione di oggetto acefalo come la pulsione, che l'intolleranza radicale dell'alterità, che il regime di segregazione, che la completa alienazione di quelli che sono gli stereotipi di genere avallati dalla legge. La deriva del capitalismo ha alienato il soggetto nell'oggetto. L'essere umano è entrato nella stessa serie degli oggetti del mercato. Solo la dimensione del soggetto può porre un limite all'alienazione e alla deriva pulsionale, che in mancanza di una relazione simbolica governa la scena domestica. Se la coppia vive nella segregazione senza scambi simbolici, ciò che prevale è la coazione ripetere, l'automatismo di ripetizione, per cui la quotidianità della coppia e della famiglia ha un funzionamento bifasico: scoppio violento, pacificazione, scoppio violento, pacificazione e così via. È questo che rende eterna la coppia violenta, e che in una ripetizione continua. È innegabile che attualmente ci troviamo in un regime di segregazione in cui la difesa della sicurezza passa attraverso l'eliminazione delle differenze e delle alterità, che può arrivare al genocidio, alla pulizia etnica. Basti osservare la scena politica attuale, ricca di personaggi narcisisti e egosintonici che governano stati grandi e piccoli. Prendo come emblema Bolsonaro, il presidente del Brasile, sessista, razzista, omofobo, e altri ancora vicini e lontani. È l'altro dell'epoca ad essere narcisista ed egosintonico, e se il soggetto è completamente alienato nell'altro sociale e culturale, non farà nient'altro che imitarlo, assumere la sua immagine, introiettare lo stesso tipo di governamento al modo dei baffetti di Hitler. Con la progressiva caduta del simbolico, con l'evaporazione del padre, il godimento maligno che Freud pone al cuore di tutti noi trova pochi argini. Se la parola non tiene, la pulsione di morte si presentifica a cielo aperto. Non serve andare a cercarla. È caduto il simbolico, l'odio, la parola che uccide, è lì, è lì, è lì. Non occorre farla emergere, appare direttamente. È lì e viene agita. Jacques Lacan l'aveva previsto nel 67 nella proposta analisi della sua scuola, che l'apertura dei mercati globali avrebbe dato vita a dei movimenti segregativi, di cui il campo di concentramento è stato il precursore. Ora questo è davanti ai nostri occhi, non possiamo più chiuderli. In assenza di un pensiero che soggettivizza la propria particolarità, la sua iscrizione nel maschile, la presenza pallica dell'uomo è sostenuta interamente dalla donna. È la donna ad offrirsi come stampella che sostiene il fallo dell'uomo, la sua potenza, la sua virilità. La donna offre all'uomo un senso del mondo in cambio di un tutto che chiama amore. Fuori da un'articolazione simbolica, nella coppia violenta non c'è articolazione simbolica, rimane solo un affrontamento narcisistico in cui l'uomo è il narciso nella sua bellezza onnipotente e la donna lo scarto. Basta poco però perché questo affrontamento speculare immaginario si sposti, si capovolga, si metta sottosopra, e la donna da impotente diventi potente e minacciosa, e che scoppi la violenza quando c'è il rischio per l'uomo di perdere questa posizione di controllo, la posizione di bullo onnipotente. Quando questa stampella si sottrae, nel momento della separazione avvengono la maggior parte dei femminicidi. È la donna a dare all'uomo il patentino di uomo,
di uomo virile e lo fa per assicurarsi l'amore dell'uomo. Il patto di scambio è questo, uno scambio impossibile. Impotenza in cambio di amore, onnipotenza, in cambio di amore, un'impossibilità strutturale, perché al contrario l'amore implica dare spazio alla mancanza. Quanto mi manchi, mi sei mancato. L'amore esige la mancanza, non la pienezza narcisistica. Nella sua oscillazione, idealizzazione e svilimento è l'amore con lo specchio che prevale qui, l'amore con lo specchio e dello specchio. È l'idolatria della propria immagine, nulla a che vedere con l'amore. Quindi sono in un equivoco mortale. Io chiudo qua.